Buonasera da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. L'influenza dilaga e fa più paura del Covid. Cresce la preoccupazione dopo la morte di una bimba a Palermo e di una giovane a Chiaramonte Gulfi, ricoverati in rianimazione anche a Catania. Si indaga ad Agrigento sul caso dell'anziana trovata morta nel suo appartamento, forzata la porta d'ingresso e stanze a soqquadro, ma nessun segno apparente di violenza sul corpo della vittima. 10 anni di frode fiscale ed oggi la confisca dei beni a un imprenditore nel settore della vendita di carne del catanese. I sigilli al patrimonio da 1,5 milioni di euro. Emergenza rifiuti a Palermo e scambio di accuse tra comune e azienda di raccolta. L'arcivescovo Lorefice dice la città deve rialzarsi e ritrovare la dignità. Pennellate artistiche di colore sul grigio di palazzi, muri e metropolitana di Catania. A Sicilia 24 il rider Antonio Anc e un'ondata dice che valorizza i luoghi della città. Calciomercato, Cicerelli e Welbeck, i primi rinforzi per il Catania e domenica torna il campionato. Rossazzurri in campo a Crotone, il Messina ospita il Cerignola. Ben trovati dal nostro telegiornale, apriamo questa edizione occupandoci dell'influenza che ha messo praticamente a letto tantissimi siciliani proprio durante il periodo delle festività. È un'influenza che crea davvero gravi problemi, l'influenza viene temuta anche a seguito di fatti che hanno parlato di 2 decessi, di una bambina ma anche di una giovane. Abbiamo sentito per questo le opinioni l'infettivologo Carmelo Iacobello. Sentiamo Tonino De Mana. Bisogna avere più paura in questo momento dell'influenza che del Covid. Il direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale Cannizzaro, Carmelo Iacobello, non usa giri di parole e mette in guardia sulla letalità dell'influenza stagionale, oggi più virulenta del coronavirus. Gli ultimi casi, le morti di Aurora, 7 anni a Palermo, e di Lidia, 25 anni a Chiaramonte Gulfi, hanno fatto scattare un allarme che gli esperti avevano già messo in conto. Una situazione delicata paragonata all'influenza suina del 2009. Nell'epoca della prima pandemia, cioè nel 2009, fece nel mondo 250.000 morti, quindi chiaramente stiamo parlando di una influenza particolarmente grave e severa che, a differenza del Covid, colpisce soprattutto soggetti giovani, adulti in buona salute. Ma perché l'influenza uccide e colpisce giovani e senza particolari patologie? Questa forma influenzale è particolarmente severa e grave e, come dicevo, impatta in maniera molto significativa soprattutto su soggetti giovani, determinando insufficienze respiratorie ma anche quadri clinici generali, cardiaci, encefalici, particolarmente severi. Presi d'assalto ambulatori, farmacie ed ospedali, situazione critica anche a Catania. A Catania ci sono anche dei casi che sono in rianimazione in questo momento e che anche in questo caso si tratta di soggetti prevalentemente giovani, che sono quelli che pagano un tributo maggiore. Una recrudescenza del virus che ha molti fattori e, secondo Iacobello, una principale causa. Con una campagna vaccinale che è stata particolarmente trascurata in questo periodo, le mascherine hanno impedito al virus influenzale di circolare e quindi hanno reso i soggetti dal punto di vista immunitario meno resistenti, più suscettibili all'infezione influenzale, e bisogna intervenire con i farmaci antivirali. Nell'ultima settimana sono state 1 milione le persone colpite da influenza in Italia. Ed è un giallo, la morte di una donna di 80 anni in un appartamento del centro storico di Agrigento. È stata forzata la porta d'ingresso dell'abitazione, le stanze sono state trovate a soqquadro, ma non c'è segno di violenza sulla vittima. Andiamo a sentire il servizio di Davide Sardo. Sarà l'autopsia disposta dalla procura a rivelare quando e perché è morta Concetta Conti, l'anziana vedova ottantenne il cui corpo è stato ritrovato riverso per terra, privo di vita nella sua casa in via Gamez, a ridosso della centralissima via Atenea nel centro storico di Agrigento. Il cadavere è stato scoperto dai vigili del fuoco, intervenuti dopo la segnalazione dei vicini di casa, preoccupati dal non avere più notizie della donna dalla vigilia di Capodanno. Scattato l'allarme, sul posto si sono recati
poliziotti della squadra volanti, della scientifica, il procuratore aggiunto Salvatore Vella ed il sostituto Elettra Consoli. Si indaga a 360 gradi per risolvere quello che al momento è un giallo. Nessuna pista investigativa è esclusa, la procura e la polizia non tralasciano alcune ipotesi tra la morte per cause naturali, accidentali o violente. E sono al setaccio in particolare i video delle telecamere di sorveglianza piazzate in un garage innanzi al portone d'ingresso dell'abitazione della pensionata che sarebbe stato forzato. Inoltre i poliziotti della scientifica hanno trovato alcune stanze dell'appartamento al secondo piano a soqquadro come se qualcuno avesse rovistato tra gli arredi. Sulla donna però non vi sarebbero tracce di violenza. L'anziana, ex maestra, abitava da sola e non avrebbe parenti ad Agrigento. I vicini di casa la ricordano come una persona cordiale, di buon cuore, estroversa, incline alla conversazione amichevole con chiunque incontrasse. Il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il ricorso presentato dall'ex presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, che resta in carcere. Per il marito, Lorenzo Caramma, i giudici hanno disposto il ricovero in un ospedale del Palermitano per sottoporsi a un intervento chirurgico. L'ex giudice, processata e condannata tra l'altro per corruzione, è detenuta dal 21 ottobre scorso, quando la Cassazione ha confermato la pena di 7 anni e 10 mesi inflitta dai giudici della Corte d'Appello di Caltanissetta nell'ambito del processo sul cosiddetto sistema Saguto. Secondo l'accusa avrebbe gestito in modo clientelare le nomine degli amministratori giudiziari e dei beni confiscati alla mafia anche in cambio di denaro. A Palagonia, siamo nel Catanese, la Guardia di Finanza ha confiscato 4 cavalli, ville e terreni a un imprenditore del settore della vendita di carne per frode delle imposte. I sigilli al patrimonio che ha un valore di 1,5 milioni di euro. Giusy Lazzara. In 10 anni aveva messo su una rete di aziende che, come scatole cinesi, gli avevano garantito evasioni tributarie dell'IVA per milioni di euro. Non solo. L'evidente sproporzione tra i redditi dichiarati e quelli effettivi, per più di 2 milioni di euro, hanno permesso ai finanzieri di Catania la confisca dei beni all'imprenditore, leader nel settore dell'importazione e rivendita di carne a Palagonia nel Catanese. Le indagini avviate dalla compagnia di Caltagirone hanno consentito di ricostruire il meccanismo utilizzato per accumulare un patrimonio mobiliare e immobiliare riconducibili all'imprenditore ritenuto dalle Fiamme Gialle socialmente pericoloso, tanto che tutto quello che aveva accumulato sarebbe stato frutto di attività illecite. Il provvedimento di confisca riguarda fabbricati e terreni, 4 cavalli, 2 veicoli e quote societarie per un valore complessivamente di oltre 1.500.000 euro. La Procura di Caltagirone ha avviato il procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione, ottenendo prima il sequestro e poi la confisca dei beni. Una fabbrica clandestina di artifici esplodenti è stata scoperta dalla polizia in un deposito di via della Concordia a Catania. La struttura era in uso a un 35enne trovato mentre stava inserendo inneschi e assemblando botti. L'uomo è stato arrestato da agenti delle volanti della questura durante l'operazione, compresa una perquisizione domiciliare. La polizia ha complessivamente sequestrato 1.876 manufatti esplosivi illegali di varie dimensioni. L'uomo è stato arrestato per fabbricazione e detenzione di materiali esplosivi senza licenza delle autorità. 5 componenti di 2 nuclei familiari, compreso un minorenne, sono stati denunciati dai carabinieri di Misterbianco nel Catanese per rissa aggravata, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Sono 2 padri e i loro figli, uno dei quali minorenne, lo zio del ragazzo. La violenta lite è avvenuta nel rione Belsito per un chiarimento dopo una insistente citofonata senza motivo del minorenne all'abitazione della famiglia rivale. Adesso ci spostiamo a Palermo, dove è sempre emergenza rifiuti, soprattutto in periferia. Tra la RAP e il comune intanto è scambio di accuse. In alcune aree cittadine l'immondizia sovrasta anche le strade urbane. Marco Gullà.
La RAP, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti a Palermo, sta facendo il possibile, ma la situazione di emergenza, soprattutto in periferia, è ben visibile anche da queste immagini girate oggi. Le feste hanno ancora una volta scoperchiato un problema atavico dell'azienda partecipata e a sua volta della città di Palermo. Mezzi guasti e personale ridotto. La RAP, nonostante gli sforzi, non riesce a ripulire tutti i quartieri della città e così oggi la situazione in determinate aree urbane è questa qui. Qui siamo nel quartiere Bonagia, questa è una strada parallela all'autostrada, quindi un'arteria ben visibile da turisti, da gente che appunto lascia o arriva nel capoluogo. Guardate, una distesa di rifiuti immensa che sovrasta anche parte della carreggiata, ben visibile a tutti, soprattutto ci dicono che non viene assolutamente pulita da giorni, anche prima di Natale. Ma sulle responsabilità di questa situazione è botta e risposta tra RAP e Comune di Palermo. Ieri c'è stato un incontro, chiarificatore. Le indiscrezioni che filtrano riferiscono di un soddisfacente chiarimento tra il sindaco e il presidente della RAP Todaro. L'obiettivo? Avvicinarsi alla normalità appena dopo l'Epifania. Sulla situazione della città di Palermo si è espresso l'arcivescovo Lorefice. Ha detto Palermo deve rialzarsi, deve essere più responsabile e ritrovare una dignità che rischia di smarrirsi. Il servizio. Palermo deve rialzarsi, deve essere più responsabile, ritrovare una dignità che rischia di smarrirsi. È il richiamo al senso di responsabilità e di dovere nel percorso della costruzione della città umana dell'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Parole forti, significative e per questo ha ricordato anche Biagio Conte e Santa Rosalia. Il giubileo rosaliano nel quarto centenario del ritrovamento del corpo della nostra Santuzza, come ho avuto già modo di dire, lungi dall'essere una mera commemorazione o solamente un complesso di manifestazioni civili e religiose, è una preziosa opportunità di rinnovamento spirituale e umano per l'intera città. L'arcivescovo, al di là di vetrine politiche e propagande, vuole invece affrontare il problema, o meglio, i problemi che attanagliano il capoluogo, e così torna sul ruolo che deve avere la cittadinanza in questo preciso periodo storico. Una città che si alza dalla notte delle persone, una comunità non più sbriciolata nelle solitudini individuali, non più costretta a piangere i suoi figli appena chiamati alla vita. Amen. Ma gli episodi in città di vandalismo continuano. Ieri sera una sassaiola a opera di una banda di ragazzini contro un bus della linea 619 dell'AMAT, l'azienda che si occupa del trasporto urbano a Palermo. Secondo quanto è stato ricostruito finora, l'episodio sarebbe successo in via Rocchi Marciano, nel quartiere Zenne 2. Adesso ci fermiamo per una pausa, torniamo tra poco. Seconda parte di Sicilia 24, adesso andiamo a Trapani dove continua il grave disagio per tanti cittadini ai quali da un mese è proibito utilizzare l'acqua che arriva dalla conduttura comunale. I tecnici sono al lavoro per risalire a una infiltrazione, ma intanto l'inquinamento si allarga. Sentiamo Laura Spanò. Ancora problemi idrici a Trapani, parte della città si ritrova con l'acqua inquinata. Il disagio è stato riscontrato ai primi di dicembre su 4 arterie del capoluogo, le vie Nausicaa, Nicola Fabrizi, 20 settembre, piazza 21 aprile, a cui in questi giorni si sono aggiunte l'intera via Dalmazia e via dei Mille, arterie che si trovano nei paraggi di via Giovan Battista Fardelle, non lontano dal lungomare Dante Alighieri. A distanza di un mese dalla prima ordinanza emessa al comune, la seconda è di fine dicembre, la situazione di disagio si è quindi allargata
mentre i tecnici comunali sono ancora alla ricerca del problema senza però riuscirci. I cittadini che abitano nelle zone dove insiste il problema ancora ad oggi si ritrovano a non poter utilizzare l'acqua che arriva dalla condotta comunale per qualsiasi uso potabile. Praticamente non si riesce a individuare il luogo di contaminazione tra la condotta idrica e quella fognaria per poter intervenire sulla causa e riportare tutto alla normalità. Potrebbe addirittura trattarsi di una condotta fognaria privata. Ad oggi ogni intervento messo in atto non ha risolto il problema. Gli esami di laboratorio continuano però a confermare l'esistenza di valori non conformi alla legge. E dall'acqua inquinata a Trapani ai rubinetti a secco, invece nella città di Messina è praticamente un problema ricorrente. Sentiamo Francesco Triolo. L'emergenza acqua a Messina non conosce feste, diverse zone della città sono rimaste senza acqua anche alla vigilia di Capodanno, disagi idrici, in tante altre, anche se la situazione oggi sta tornando alla normalità. Ma quello dell'acqua a Messina è un problema che ha dimostrato ancora di più la necessità degli interventi sulla rete idrica. A cavallo di Capodanno a scontare i disagi maggiori sono state le zone del centro e nord della città, con Amam che ha messo in campo le autobotti. Il nodo è quello dell'approvvigionamento, fanno sapere alla società. Rispetto alla media stagionale degli scorsi anni, su circa 1200 litri al secondo che arrivavano a Messina dai 3 adduttori ne mancano oltre 300, un taglio secco di circa il 30% che produce effetti sul quotidiano dei messinesi. Soprattutto l'acquedotto del fiume Freddo, la principale fonte di approvvigionamento della città, è passato da circa 900 litri al secondo agli attuali 750. La Santissima, altra fonte, invece è scesa da 150 litri al secondo a 70, in più piove poco, quindi le difficoltà aumentano e meno acqua arriva, meno tempo di erogazione viene garantita, dice l'Amam. Il comune e l'azienda stanno mettendo in campo gli interventi per mitigare la perdita sulla rete che si registra ormai da tempo. Il 12 gennaio ci sarà un altro giorno di stop all'erogazione per consentire la seconda tranche di lavori su rete e condotta saltata a dicembre. Dopo i disagi prolungati registrati a novembre si cercherà di limitare il più possibile le conseguenze inevitabili di un altro stop all'acqua nelle case dei messinesi. A Catania artisti che provengono da tutto il mondo hanno colorato muri, porte, finestre della città. Abbiamo incontrato un rider, si chiama Antonio Anc, lo ha sentito Eva Spampinato. La rigenerazione delle città parte dalla strada, o meglio dalla street art, da piazza Grenoble, via Canfora, da viale Vittorio Veneto alla fermata della metropolitana di Nesima. Le coloratissime opere murarie valorizzano interi edifici catanesi e riqualificano il territorio grazie all'arte di strada. Viene utilizzata per valorizzare dei luoghi in maniera diversa a seconda della tipologia di intervento. Tutto nasce come forma di protesta illegale con le scritte sui muri di New York negli anni 50 e 60. Nei decenni seguenti molteplici forme d'arte invadono gli spazi pubblici, i writers sono anonimi e negli anni diventano ambasciatori di un movimento artistico che coinvolge tutto il mondo. La città di Catania è un terreno molto fertile che ha bisogno di cultura, quindi la street art si presta benissimo a comunicare con le persone, a valorizzare l'ambiente urbano. Antonio Anche e l'Associazione Culturale Policromia hanno adottato il quartiere di Nesima per trasformare edifici grigi e anonimi in vere e proprie opere murarie autorizzate, anche grazie al supporto di sponsor privati. 200 metri quadri è la superficie che ospita questo intervento. Una bambina che decide di riscrivere la zona in cui vive, renderla propria mettendo mano appunto al colore, al disegno per valorizzare l'ambiente in cui cresce. La street art viene utilizzata anche per sensibilizzare riguardo ad un tema sociale. Vediamo anche una sorta di Medusa moderna. Sì, questa è un'immagine, un segnale che vogliamo dare perché in un periodo in cui si parla tanto di femminicidio, quindi Medusa taglia la testa a Perseo, per cui lo porta con sé, decide di ribellarsi in maniera attiva per cambiare il suo destino. E poi ci sono gli itinerari artistico-culturali, come quello che Anche ha incominciato qui in via Canfora nel 2021 per finire recentemente in viale Vittorio Veneto. Il progetto si chiama Atena. Adesso ci fermiamo ancora, nell'ultima parte il calcio.
In chiusura di telegiornale ci occupiamo di calciomercato perché arrivano i primi rinforzi per Catania e Messina in vista della ripresa del campionato. Rossazzurri impegnati domenica a Crotone e giallorossi invece in casa contro il Cerignola. Sentiamo Marco Carli. Ad Aci Sant'Antonio il Catania prepara la partita di Crotone, avvio non facile di un 2024 che ci si aspetta possa rappresentare un rilancio dopo la prima parte di campionato caratterizzata da troppi inciampi. Il 4-0 di Benevento potrebbe aver rappresentato un segnale, così come lo sono i volti nuovi che sono già pronti a rinforzare l'organico. Emanuele Cicerelli, 29enne, alla sinistra, ex Regina Salernitana nel Lazio, pronto a innestare il turbo da quella parte del campo. Stesso discorso per Nana Welbeck, altro 29enne, centrocampista centrale. Il ghanese ha già giocato il rosso-azzurro nel biennio tra il 2019 e il 2021, poi è andato al Catanzaro con cui ha conquistato la promozione dalla C alla B. In attacco emerge l'interesse per l'attaccante Rocco Costantino del Monterosi. In vista della partita di domenica dovrebbe recuperare Bois, si allena Di Carmine, ma bisogna valutare le condizioni, potrebbe essere riproposta la difesa 3. A proposito della partita di Crotone, il comune calabrese ha rilasciato licenza per tutti i settori dello stadio, inibendo al pubblico il settore ospiti che resterà chiuso. 2 le strade a questo punto: o si adegua un altro settore per accogliere i tifosi catanesi o ci sarà il divieto di vendita. Fra i protagonisti ci sarà senza dubbio Chiricò, reduce dalla bella prestazione di Benevento e autore del miglior gol del 2023, il primo segnato nel 4-0 di Caserta da oltre centrocampo. Un bel momento che il numero 32 vorrà confermare anche in Calabria, sempre in Serie C ma sponda Messina, che prepara la partita interna col Cerignola. Arriva in prestito Marco Rosafio, accordo fatto fra i giallorossi della SPAL, l'ala destra, 29enne, torna in riva allo Stretto, dove era stato nel 2017-2018. Era l'ultimo servizio per questa edizione del nostro telegiornale. A tutti voi grazie per averci seguito e buona serata.